qua. Minnu t-tifel tal-mulej hawnhekk? Lo sapete che almeno io, non so voi, Tafu almenu jiena ma nafx intom sono cresciuta con la Chiesa Cattolica li jiena tlajt bħala Kattolika e mi dicevano che eravamo tutti figli di Dio. u kienu jgħidulna dak iż-żmien li aħna kollha tfal tal-mulej. Anche voi? Anki intom. Esatto. Kienu jgħidulna qed jgħid iktar li aħna midimba mill-itfal. Ma c'è un passo della Bibbia che dice in Giovanni, capitolo 1, verso 12, Imma hemm passaġġ f'Ġovanni 1:12 illi jgħid lo faccio Eħa cercare, naqrawa fil-Bibja, iftu l-kelma talla, Ġwanni 1:12. che dice: ma per coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Li Dio. jgħidilna imma lil dawk li laqgħu tagħhom is-seta li jsiru ulied Alla. Soltanto chi ha ricevuto Gesù diventa un figlio di Dio. Mela hawnhekk għandna miktub qed naraw li daw kollha li jaċċettaw il-Ġesu biss ikunu ulied Alla. Però che cosa succede molte volte? Imma x'jiġri ħafna drabi? Che i cristiani, cioè i figli di Dio, Lill-Kristjani ġifieri ulied il-mulej spesso vivono come orfani, non come ħafna figli. jgħixu bħala orfni u mhux bħala ulied. Prendo questo appunto, cioè questo spunto da ieri dal pastore Nicola, Ħanaqbad punt minn dak li qal il-bira il-pastor Nikola quando ha detto: sono stato per anni orfano, ho trovato un padre spirituale. meta qal li għal ħafna snin jiena kont orfni u fl-aħħar sibt raġel anzi missier spiritwali. Ora vi do 9 caratteristiche, U jiena llum sentikom 9 karatteristiċi cioè 9 contrasti per essere più preciso, li huma kontrasti biex inkun iktar preċiża tra un orfano spirituale bejn xi ħadd li hu orfni spiritwali e un figlio di Dio. u xi ħadd li huwa wild tal-mulej. Così vediamo se siamo più orfani o più U veramente b'dan figli. il-mod aħna naraw jekk maħniex orfni jew ulied veri tal-Alla. Allora, primo contrasto. L-ewwel wieħed, l-ewwel kontrast. L'orfano opera nel rigetto e nella gelosia. Mela, l-orfni taf kif jopera li jirriġetta xi ħaġa tajba u jkun ġelus, jgħir. Il figlio di Dio invece opera nell'amore e nell'accettazione. Mentri wilt il-mulej jgħix bl-imħabba u b'aċċettazzjoni. Secondo punto. It-tieni punt. L'orfano serve Dio per guadagnarsi il suo amore. L-orfni iservi l-Alla biex u jiggwadanja l-imħabba tiegħu. Il figlio Mentri il-wilt ta' Alla serve Dio perché è sicuro della sua posizione. iservi l-Alla għax huwa żgur mill-pożizzjoni tiegħu. Sto vedendo che stanno scrivendo, vi do il Qed tempo di nara li intom scrivere. qed tikdbu tajjeb ħafna. Bravi chi prende appunti. Ħafna. Il Bravi. vero discepolo prende appunti. Għaliex dak li hu disċiplu tal-Alla veru fil-fatt jikteb u jieħu noti. Terzo punto. It-tielet punt. L'orfano crea sempre l'orfano cerca sempre gratificazione. Mela l-orfni huwa dak li dejjem ifittex li jiġi dak li kun jgħidlu proset, jgħidlu gratifikazzjoni E il anke successo bil-Malti. personale, U is-suċċess tiegħu personali. il famoso riscatto. No? Dak il-famuż li tajtara għala xi ħaġa tal-li ta' xi ħaġa. Non mi hanno mai apprezzato, mi hanno sempre giudicato. Ovvjament jkun irid ikun apprezzat, ma jkunx irid jiġi ġudikat. Quindi magari quando è un ruolo invece nel ministero, Għalhekk meta jkollu rwol fil-Ministeru, fai le cose per poterti gratificare. jagħmel l-affarijiet għal gwadan tiegħu biex tgħidlu sewwa proset kompli sejjerek. E diciamo lo vivi come un successo personale. U il-Ministeru jarah bħala suċċess personali tiegħu. Mentre un figlio di Dio, Mentri il-wilt ta' Alla un figlio di Dio che si sente figlio, perché Li non è lui che l'orfano non è un figlio di Dio. li hu ok? jħossu li huwa wilt, għax mhux qed ngħid li l-orfni mhuwiex iben Alla.
Il figlio vive nel conforto della presenza di Dio Ibn Alla jew bint Alla tgħix bil-konsolazzjoni u l-komfort li Alla qiegħed miegħu e segue la chiamata. u jsegwi s-sejħa tiegħu. Quarto punto. Ir-raba' punt. Gli orfani usano gli altri per scopi personali. L-orfnu x'jagħmel? Juża lin-nies għal skop personali tiegħu. I figli servono gli altri per l'avanzamento del regno. Mentri l-oħrajn li huwa ulied tal-mulej jagħmlu li jagħmlu fil-ministeru biex jaraw il-ħaddieħor javvanza fil-mulej. Quinto punto. Il-ħames punt. Do il tempo di scrivere, vedo che ancora Qed nagħtikom daqsxejn ċans biex Perdonate. intom Noi andiamo tiktbu, veloci, ok? noi due andiamo veloci. Ejja nipprova naġlu. Ok? Allora, quinto punto, gli orfani hanno spesso problemi di rabbia, Ħafna drabi l-orfni għandu problema ta' rabja. mancanza di autocontrollo e Nuqqas ansia. ta' kontroll personali fuq l-emozzjonijiet tiegħu jibati mill-ansjetà. I figli riposano nelle braccia del padre. Mentri dawk li huma wlied veru jistrieħu fil-mulej. Aspetta che do il tempo di scrivere. Sesto punto. Is-sitt punt. Gli orfani hanno una bassa autostima. Mela, dawk li huma orfni għandhom stima baxxa tagħhom infushom. I figli hanno una cristostima. Mela, dawk li huma wlied Alla għandhom stima tal-mulej. Settimo punto. Is-seba' punt. Gli orfani ricevono la loro identità L-orfani jirċevu l-identità tagħhom nelle possessioni materiali, minn possessjoni materjali ta' oġġetti, apparenza mill-apparenza e attività. u l-attività tagħhom x'jagħmlu. I figli Mentri l-ulied nell'affermazione del padre. ikollhom l-identità tagħhom bl-affermazzjoni tal-missier, mhux tal-bniedem. Quando tu sai veramente chi sei, Meta inti tkun ta' veru int min int, hai un'identità chiara in Cristo, għandek identità ċara fil-mulej. senti l'amore del padre Tħoss l-imħabba tal-mulej costante kontinu e la sua presenza u l-preżenza tiegħu kontinwa e hai un coraggio sovrannaturale. u jkollok il-kuraġġ sopranaturali. Non hai paura di nulla Ma tibża minn xejn e non vivi nella solitudine. u ma tgħix li inti tħossok waħdek. Ottavo punto. It-tmiem punt. Gli orfani vedono Dio come un padrone Mela l-orfni jaraw il-mulej bħala isussit e loro sono come schiavi. u huma jħossuhom bħal skjavi. I figli vedono Dio come un padre Mentri dawk li huma ulied il-mulej jaraw Alla bħala missier e eredi di U- Dio u con jarfu li Cristo għandhom l-eredità tiegħu fi Kristu. del regno dei cieli. L-eredità naturalment tas-sema. Nono e ultimo punto. Id-disa u l-aħħar punt. Gli orfani scappano dalla correzione. Mela dawk li huma orfni ma tantx jieħdu korrezzjoni. Non le piace la correzione. Ma tantx toġobhom il-kritika. I figli la ricevono per essere modellati. Imma bil-kontra dawk li huma tal-mulej veru jaċċettaw li huma jiġu modifikati skont kif il-mulej ridhom li jkunu. E adesso vi do dei passi biblici che li andiamo a leggere U issa se insieme. naqraw xi passi xi skritturi. Io li leggo in italiano magari. Allora, Ebrei 12, Mela se mmorru Lut dal 12 5 al 10. minn 5 sa 10. Allora, e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Adesso lo leggo tutto in italiano, poi Pastore lo leggi tutto tu in maltese, va bene? Sì. Ok. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che ama
e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Mamma mia. Inoltre abbiamo avuto, leggo anche il 9, no, fino al 10, sì. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli spiriti per aver la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Amen. Insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li għalilkom tawliet li intom, ibni la twarbux it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta nċanfrek għax il-mulej iwiddeb il-min iħobb, jolqot lil kull min jilqa bibnu. U għall-edukazzjoni ta'kom li intom qegħdin dbatu. Alla qiegħed jimxi magħkom tawliet. Minu dak li ben li missieru ma jwidbux. Jekk intom tibqaw bla twiddib bħalma kellhom l-uliet kollha, intom tkunu qiskom tfal ta' ħaddieħor u mhux uliet. Barra minn dan, aħna kellna wkoll missirijietna tal-art kienu jwedbuna u aħna konna nweġġaħu. Mela, kemm aktar għandna noqogħdu taħt il-missier tas-sema biex ikonna l-ħajja. Dawn kienu jwidbuhom kif kien jidrilhom huma għal xi żmien, imma Alla jwiddibna għal ġid tagħna biex aħna niksbu sem fil-qdusija tiegħu. Amen u halleluja. Amen. E direi di concludere con il verso 11, con il verso 11 che è proprio il caso di leggerlo. Aggiungiamo l'11 che dice: è vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Ħanaqra vers 11, tassew li bħalissa kull dwiddiba ma tferraħniex. Imma tnikkitna, iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu verament biha hija troddilhom il-frott ta' ħajja mimlija bis-slim u l-ġustizzja. Amen, bellissimo, gloria a Dio. Luca 15:20. Morru Luqa 15:12. Anzi, skużawni, 20. Morru Luqa 15:20. Allora qui è la parabola del figlio il prodigo, la conosciamo tutti. La parabola tal prodigal son. Okay? Non la leggiamo tutta, ma soltanto questo passo che dice che il figlio a un certo punto, dopo aver perso tutto, fejn naraw li it-tifel wara li kun tilef kollox wara l-tela, e dopo che si è ritrovato con i porci a mangiare le carrube, ha ragionato dicendo: ma se io vado da mio padre, dan ir-raġuna li qal jekk jiena mmur lura ant missieri, i servi di mio padre prendono uno stipendio. Is-servi ta' missieri diġà qed jieħdu l-flus. Lui non si sentiva più figlio. U ma kienx għadu jħossu iktar wilt, allura qal forsi niġi trattat bħas servi ta' missieri. Quindi vuole andare dal padre a dire: trattami come i tuoi servi, i tuoi servitori. Kif għattilkom, sì, l'ho detta già, sì. Quindi dice: egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era, questa è la figura del padre, quindi immaginate nostro padre. Mela, għam u tela għalant missieru, immaġina din il-figura tal-missier x'jagħmel, iżda kien għadu fil-bot meta missieru lemħu u tħassru dan huwa Alla tagħna. L'hai letto tutto? Continui, non tutto, no. Ah, ok. Quindi dico, egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione.
corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Mela dab ġirja waħda missieru mar inxteħed fuq onqu u bisu. Mamma mia. Okay. Il nostro papà, il nostro Dio, Il-missier tagħna fis-sema è il Dio che corre, huwa dak il-missier li jiġri għandu liedu. viene incontro al proprio figlio, alla propria figlia. Non è che si mette su un trono a punire. Mela huwa dak li jiġri wara l-ulied tiegħu anke jekk jiżbaljaw mhuwiex dak il-ħakkiem li qiegħed bil-pon les biex itielek fejn tiżbalja. Quando un figlio sbaglia, Meta t-tifel jiżbalja, il nostro Padre Celeste è pronto con le braccia aperte per il-mulej tagħna huwa abbracciarci dejjem lest subito se corriamo da Lui. beraħ biex imur jiġri u jannaqna. È il diavolo che ti vuole mettere in un angolo U x-xitan huwa dak li jrid iħallik e fil-ġem ti fa sentire inutile che biex iġalek sbagli tħossok li inti inutli għax tidneb jew tiżbalja e ti fa sentire in colpa. u jġalek tħossok li int għandek Ma il tort. nostro papà è pronto, come avete visto qui, lui ha visto il figlio, ha corso verso di lui. Imma l-papa tagħna huwa differenti fis-sema. Huwa papa Amen. li jiġri warajna u jiġri għalina u Sento jannaqna l'amore daqs di li kieku ma Dio. minna xejn. Alleluja. Sento l'amore di Dio forte. Io in questo caso veramente voglio continuare a leggere questo passo. Jiena nixtieq inkompli naqra dal-passaġġ imma jiġrilna l-istess ħaġa l-mulet jitkellem. E il figlio gli disse: U l-liben qallu, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. missier qallu ibnu, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma jisħolix iżjed din is-sejja ibnek. Ma il padre disse ai suoi servi: Imma l-missier qal lis-servi tiegħu. Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Isa u ġibulu l-isbaħ libsa u xeddu ilu. Mettetegli un anello al dito e i calzari ai piedi. Libsulu Anello e ċirket. autorità, gli ha ridato l'autorità come figlio. Libsulu ċirket subaj. Hawnhekk qed naraw l-awtorità u sandli f'riġlejh. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Ġibu l-oġo li msemmen u qtluh għalli namlu festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. dan Era ibni kien- perduto ed è stato ritrovato. Għax dan ibni kien mejjet u raġa qam. Kien mitluf u nstab. Skuża, mamma. Questo è l'amore di Mamma mia. papà, questo è l'amore di papà. Il-mħabba tal-missier tagħna. Ah, Grazzi Ġesu. questo è Dio, non come ce l'ha fatto sempre vedere il diavolo. Dan Questo huwa è Dio. l-mulej tagħna mhux kif dejjem urejna x-xitan li hu. E leggiamo il Salmo 60. Miskużi, sorella. Ma no, ma che stiamo uguale con unzione sopra impressionante. È proprio l'amore del padre che è sceso, è una cosa impressionante. Il-missier niżelaw fuqna mod impressjonanti biex jirinaw minnu. Intoċa bċif għal-missier jgħataw. Beh. Brutte intenzioni, eh? Affronta. Allora, leggiamo il Salmo 68, 5. Mela jena naqraw Salm 68, 5. 68, 5. Aspetta che lo cerco anch'io. Salmo 68, 5. Ok. Baċ inkompli. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. Il-mulej huwa il-missier ta' l-orfni u difensur ta' Romol. A quelli che sono soli Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. Għal dawk li huma waħedhom u jtihom il-konsolazzjoni u dawk li huma ribelli biss ma jaċċettawx din il-konsolazzjoni.
E leggiamo l'ultimo passo, Romani 1:28. Ejja mmorru Rumani 1:28. Recuperiamo il tempo, oggi la facciamo breve, ma molto intensa, direi. Amen. L'ultima intensa, sorella. Ok, sì. Romani 1:28. 1:28. Questa è dura, eh? Iva. Dice, siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, Mamma mia. sì che facessero ciò che è sconveniente. Ecco, Billi l-bnedmin ma oġobhomx jarfu sewa lill-Alla, Alla rħilhom fil-femiet ħżina tagħhom biex għamlu dak li ma jixraqx. qui parla a coloro che proprio non ne vogliono che sapere, che sono ribelli, rinnegano Dio. Hawnhekk il-mulet jitkellem ma dawk li mhux qed jifhmu u qed jirribellaw għall-kelma t'Alla. E preferiscono il mondo, U che jippreferu anziché, d-dinja milli jippreferu l-Alla. o meglio, preferiscono le tenebre anziché la Jon luce. kella bil-kontra jippreferu l-abbissi tal-infern milli l-mulej. Quanto è grande l'amore di Dio, Kemm kbira l-imħabba t'Alla. ma non lo si conosce ancora così nella profondità. Imma aħna ma nafuwiex eżatt bil-profondità tagħha. Perché quando senti forte e hai la rivelazione dell'identità, la rivelazione della paternità di Għax Dio, meta inti tħoss b'revelazzjoni xi tfisser lil paternità tal-mulej, tu non pecchi più, inti ma tibqax tidneb. perché hai talmente rispetto, reverenza Għaliex ikollok tant rispettu reverenza lejn missierek e Alla il tas-sema. timore di perdere quell'amore, quella relazione, U l-biża li konna mhux biża naturali, l-biża li nitilfu dik l-imħabba perfetta, che ti allontani dal peccato. iġġibek li toqgħod il-bot mid-dnub. Perché dipendi totalmente dall'amore di Dio. Għax tiddependi totalment fuq l-imħabba tal. Ci hanno insegnato il Padre Nostro. Għalmuna li l-missier tas-sema, Ho letto la traduzione in tradizzjoni greco, letterali in fil-Grek, greco, quando dice Padre nostro che sei nei cieli. meta ngħidu missier Alla li qiegħed fis-sema, In greco vuol dire Padre nostro che sei l'aria che respiro. bil-Grik tfisser eżatt missier tiegħi li inti nnifs li jien nieħu. Se viviamo una relazione con Dio così, Jekk ikonna relazzjoni mal-mulej b'dan il-mod. non c'è demone, non c'è offesa, non c'è persecuzione M'hemm che ci l-ebda può demonju, m'hemm l-ebda trattenere offiża o li tista' impaurire. twiġġagħna. Perché lui stesso dice riposa in me, sono io che mi batto per te, combatto per te. Għax il-mulej jgħidilna strieħ fija x'jien biss huwa dak li naqbes għalik. Perché Gesù ha già vinto ogni cosa, Għax Ġesu diġà rebaħ kollox. ma quando ricevi e conosci l'amore di Dio, Imma meta inti tirċievi verament li maħabba talla, veramente cammini come una bimba o un bimbo tibda timxi hekk bħat-tfal tifla żgħira, jew tifel żgħir. e sai che dove tu non arrivi U tkun taf li fejn inti ma tasalx. c'è papà che Hemm il-papà risolve, li jasal. sempre, Amen. sempre. Dejjem, dejjem. Dio dice, se voi uomini malvagi, Il-mulej għajdinna li jekk intom nies ħżiena, se un vostro figlio ha bisogno di voi, jekk it-tifel tagħkom għandu bżonnkom, se ha bisogno di un pezzo di pane, jekk għandu bżonn biċċa ħobs, voi non gli date una pietra. intom ma tatuħx ġebla. Chi più? Il Padre Celeste che è amore puro, dice la Bibbia. Kemm iżjed il-missier tas-sema li huwa imħabba La Bibbia pura. dice non c'è alcun male in lui. Il-Bibja tajdinna li m'hemm l-ebda ħażen fih. Chi più di lui non può
riversare su di noi tutta la benedizione, prosperità. Min iżjed ħlifu. Ma jistax jitfanna, jruxxinna hekk dik il-libertà u dik il-mħabba kbira tiegħu u ta' komfort. E qui arriva sempre il discorso che lega questa conferenza. U hawnhekk narġgħu niġu Ma se lo credi? ta' din il-konferenza. Ma se lo credi? Li jekk aħna nemnu, Ma se la tua fede è allineata jekk il-fidi tiegħek con la hija volontà di Dio, con la ħaġa parola waħda di Dio, ma dak li Alla jrid, allora vivi tutto questo. allura inti tgħix dan kollu. Allora non hai più bisogno che ogni volta, se tu, come ha detto il pastore, vieni avanti e chiedi preghiera, Għalhekk m'għandek bżonn kull darba toqgħod tiġi hawnhekk kif qalinna l-pastor, kull darba l-istess talba. lo credi, punto, sei nel riposo, la preghiera ti è stata rilasciata. Imma li intom Basta. tidu temnu li dik it-talba li aħna tlabna fuqhom, il-mulej fis-sema semaħħa u daqshekk. Invece tante volte si viene avanti perché si pensa che c'è una formuletta magica. Għaliex min ma jafx u qed nesperjenzaw kull darba li tiġu hawnhekk quddiem għall-istess kalba kontinwa qisu l-mulej ma semanix. Sapete le preghiere di Gesù com'erano? Tafu kif kienu it-talb tal-mulej? 2 parole. Żewġ kelmiet. Padre, grazie perché mi hai già esaudito. Missier, grazzi għax inti diġà smajtni. Non è che devi convincere il Padre. Mhux li toqgħod kull darba tipprova tikkonvinċih. Ecco perché Gesù dice sempre, sia fatto com'è la tua fede. Għalhekk il-mulej għalinna ikollok dak li inti temmen. Capite? Qed tifmu. Quindi non è, ecco, c'è una testimonianza che è proprio cade a fagiolo. Dov'è Vanessa? La. Vanessa, vieni qua un attimo, un secondo cortesemente. Għandna testimonjanza x'il-bira Allora. għaltinna li fiqet. Tante volte non si viene per la preghiera. Ħafna drabi, In ovvjament, quel momento si riceve la guarigione. dak il-ħin meta wieħed joħroġ għat-talb, wieħed jirċievi Quando il-fejqan. noi riceviamo guarigione o liberazione, Meta aħna nirċievu din il-freedom u anke nirċievu dan il-healing, il diavolo non è per niente contento, il-xitan mu kontent xejn. perché andiamo a svergognarlo Għax b'dan il-mod aħna nkunu qegħdin nisfidaw nġibuh fix-xej. e togliergli, uno, l'autorità U l-ewwel ħaġa nkunu qed naħdulu l-awtorità. e poi quei demoni che hanno lavorato e vissuto Mbagħad per dawk quel periodo, ix-xjaten li jkunu ħadmu f'dak il-perjodu biex iġibunna l-mart u l-affarijiet li għandu hu, li cacci fuori di casa. ovvjament inkeċċuhom il-barra mid-dar. Quindi lui è che è il male assoluto Għalhekk hu li huwa l-ħażin assolut, ed è il huwa tormentatore. dak it-tormentatur. Vuoi che appena tu ricevi una guarigione U jrid sta lì buono? li mill-ewwel x'intirċievi il-fejqan tiegħek jaħtafulek. Siccome il diavolo ci studia perché gira attorno a Għax ix-xitan ma noi, kakk joqgħod jistudjana waħda waħda u jara lui sente come parli, jisma' kif aħna nitkellmu. lui sente se tu hai paura, se veramente ti fidi oppure la tua fede, U jkun jaf jekk vera għandix il-fidi jew għandix il-biża. qualsiasi cosa, lui sa ogni cosa. Jaf kollox. Allora cosa fa? Għalhekk x'jagħmel. Nel momento che tu gioisci e stai Fil-moment li inti tkun felice happy li tajt yes irċivejtu perché hai dal-fejqan. ricevuto la guarigione, lui inizia, dice sì, vediamo un attimo, fammi un po' toccare un attimo, vediamo. Għajdlek ħana raftit, tibda imiss biex jagħti dak li għandu. Se tu subito dici, "Oh, hai sentito il sintomo e dici, ma allora non U sono jekk inti guarito. tħoss is-sintomi u mill-ewwel f'moħħok tajt, mela mhux vera ġejt infejqan. Quindi questa frase già va a annullare ciò che Cristo ha già Dik fatto. il-frażi li inti għad diġà annullat dak li l-mulej għamel miegħek Allora il-fejqan. comincia a dubitare U tibda tiddubita. e quel male diventa peggiore. U dak li inti kellek jispiċċa qar mill-li kont. Quando poi riacquisti la fede, Meta mbagħad tarġa takkwista torna l-fidi, tutto normale. jarġa' jiġi Sentiamo kollox la normali. testimonianza. Ħa nisimgħu it-testimonianza La ta' Vanessa. potete riprendere qualcuno col cellulare cortesemente? Così, Għaw xi ħadd li- così ce l'ho anche ripresa la sua testimonianza. Okay, għaw xi ħadd li jista' jirrekordja. Josiah, please, record her because she's going to give a Lo testimony. fai- in italiano ti traduce la... Malti. Inti. maltese? Che cosa? No, preferisco in italiano Ok, e poi la mela traduci tu Vanessa in taf bit-Taljan maltese. se titkellem bit-Taljan
Però io devo tradurre in maltese, per gli altri. Sì. Ok. Lei fa in italiano. Ok, Vanessa tafsew bit-Taljan. Se titkellem bit-Taljan biex tagħmilha recording għaliha, ovvjament tat-testimonjanza tagħha u toħodha magħha biex turi x'għamel il-mulej u jiena nintroduċiha bil-Malti naturalment għalikom biex tifhmu, ok? Vanessa fidek bit-Taljan ħin. Allora, lo scorso anno, quando è venuta Nausicaa, era già da circa 8 mesi che mi faceva male il ginocchio. Taġġiex nittranslatja. Mela, hawnhekk qed tgħidilna li meta ġiet Nausicaa i kienet diġà dbati problemi tar-rkub tiegħha u ġieħ fil-rkub tiegħi. E stavo dicendo, ma perché il dolore non va? Perché non va? Perché U kont avevo qed pregato. insaqsi kontinu għalfejn meta jiena nitlob dak lu ġieħ ma jitlaqx. Pregavo, venivo qua Tlabt ħafna venivo ġejta. qua per ricevere le preghiere, ma se ne andava un po' Imma e dalu poi ġieħ kien tornava. imur u jarġa' jiġi. Poi quando lo scorso anno Nausicaa ha pregato per me, U mbagħad meta s-sena l-oħra Nausicaa talbet fuqi, il dolore se n'è andato. telaq lu ġieħ. Ma dopo qualche mese è ritornato più potente e più Imma doloroso di mbagħad wara prima. ftit xhur dan lu ġieħ raġa' ġieha b'mod iktar qawwi. E allora, a dire il vero, a quel tempo mi ero arrabbiata e ho Biex dimenticato. ngħidilkom il-verità, hemmhekk bdejt nirrabja Non ho parlato e proclamato in fede. u għalkemm ipproklamajt bil-fidi, Non avevo proclamato anzi in fede. bil-kontra meta bdiet tirrabja qalet li daqshekk Forse il-fidi ma ho proclamato forse 1 o 2 volte, ma poi mi sono mbagħad qatat qalba arrabbiata. insomma. Infatti poi mi sono arresa di vivere con questo dolore. Imma mbagħad tajt qalbi isu aċċettajtu dan lu ġieħ. Ma in questa conferenza mi sono resa conto che ho fatto, ovviamente, non stavo vivendo in fede. Hekk ma bqajtx ngħix bil-fidi. Ieri, quando stavo facendo la traduzione per Nausicaa in inglese lì dietro, Il-bieraħ meta kont qed nagħmel it-translation bl-Ingliż għal Nausicaa fuq wara, stavo pregando per le guarigioni, i bdiet titlob għal fejqan. ho sentito come un vento piacevole che mi abbracciava. U ħassejt qisu rieħ li kien vera pjaċevoli li ħassejtu qed jannaqni. E so che questa è la presenza di Dio perché a volte lo sento. U naf li dan huwa l-preżenza tal-Alla x'kultant inħossu. E allora mi sono resa conto che Dio sta facendo qualcosa dentro di me. Għalhekk hemmhekk indunajt li l-mulej qed jagħmel xi ħaġa miegħi. E poi quando ho detto di vedere, e poi quando ho sentito questo vento ho cominciato a vedere il ginocchio perché so che era il ginocchio quello che mi faceva male. Allora stavo muovendo e vedendo perché non potevo, era questa settimana mi ha fatto male, un male tremendo ogni giorno. Mela li qed tajtu għal meta bdiet tħoss dan ir-rieħ bdiet iċċaqlaq saqajja x'kienet taf li qed jiġri healing fil-ħajja tagħha u bdiet tagħmel dak li ma setax tagħmel qabel bażikament ħalli tiċċekkja. Waħedha mingħajr ħadd ma qalla dan il-mulej kif jaħdem. Infatti ieri prima di venire mi faceva tanto male che volevo mettere una pomata o qualcosa per rimuovere un po', come si dice, alleggerire il dolore. Ma nello Fil-fatt il-bieraħ qabel ma tħalta hawnhekk il-Knisja kellha wġieħ tant kbir li prova tagħmel x'faxxa jew xi ħaġa biex tipprova tnaqqas dak l-uġieħ li kellha. Ma nello spirito ho sentito no, non farlo. Imma non fl-ispirtu farlo. ħassejt qalet le tagħmlux. Allora non l'ho fatto, sono venuta qua U ġejt hawnhekk. e poi ho visto durante le preghiere, quando stavo muovendo il ginocchio, che il dolore se ne stava andando. U bdejt ninduna li l-uġieħ beda jmurli. E avevo soltanto una piccola linea qua, però mi faceva male quasi tutto U il ħassejt ginocchio e la gamba. ftit uġieħ meta qabel kienet qed tħoss uġieħ ħafna. E sono resa conto che ero guarita. U mbagħad indunajt li l-mulej fejjaqni. Adesso meglio. Nel nome Illum di Dio non inħossni aħjar ritornerò più. ħafna. Grazzi Ġesu. E non dubitare più. E Non dubitare più. Amen, amen, amen. Vedete, e in quel momento appena ha sentito il dolore, U f'dak il-moment waqt li ħasset l-uġieħ, la fede è andata sotto i piedi il-fidi daqshekk marret taħt saqajja. e si è arrabbiata. U bdiet tirrabja. Quindi il nemico ha detto eccolo qua subito. Għalhekk Vedete? ix-xitan mill-ewwel daħal biex jgħidilha tara kif mhux veru. Io vi dico una cosa, io quando avevo 12 anni ho rotto
questa caviglia. Mela li nista' ngħidilkom esperjenza tagħha, testimonjanza li meta kellha 12 sena hija kisret il-ni. E sono stata Laqsa. 45 giorni con il gesso. Mamma mia. U għamlet 45 anzi jum bil-ġibs. Questo è diciamo, è stato un punto debole. Dan kien punt weak fil-ħajja tagħha. Ed è successo per esempio una volta quando ho fatto la prima liberazione. U niftakar l-ewwel darba li jien għamilt l-ewwel liberazzjoni. Era appena un anno e qualche mese che ero convertita. Konti li sena li ġejt ant il-mulej. Però ho fatto una liberazione nel disordine. Imma għamilt ħelsien fid-diżordni. Ve lo racconto perché questa è un'esperienza importante. Għan irrakkontaħilkom għax din hija esperjenza importanti. Allora, io sono stata sin dall'inizio della conversione attratta dalle liberazione e guarigione dell'anima. Mela jiena kważi minn dejjem kont fil-ħajja tiegħi inħossni attratta lejn il-ħelsien, speċjalment tar-ruħ. E non mi spiegavo il motivo perché nella chiesa dove ero non ne U ma parlavano. stajtx nifhem għalfejn għaliex fil-knisja li jiena kont nattendi qatt ma kienu jitkellmu fuq da suġġett. Mi hanno invitato in un'altra chiesa perché c'era un evento di guarigione. U invitawni fi knisja oħra għax kien hemm healing service. Questa sorella mi porta in questa chiesa dove c'era la figlia che cantava, era nell'adorazione. U din il-mara li hija ħabiba tagħha ħaddita hemmhekk għaliex irridet tara li t-tifla tagħha li kienet qed kanta waqt il-lodi. A un certo punto io ero posizionata alla terza fila qui lungo il corridoio. U niftakar li kont qiegħda bil-qiegħda fil-tielet fila viċin hawnhekk il-kurutur. Passa una ragazza e al pastore di quella chiesa Għaddiet tfajla u l-pastor tagħha gli dice mi sto sentendo male. a te o alla ragazza? No, al pastore, questa ragazza diceva al pastore mi sto sentendo male. Ok, mela din it-tfajla qalet lil pastor qed inħossni m'iniex tajba. Guardate questo passaggio. Il pastore Il-pastor la accompagna dove c'erano i ministri ikkompanja fejn kien hemm il-ministri tal-Vangel che venivano dalla Sicilia, Bdew ġejjin anke minn Sqallija che hanno un ministero di guarigione. u li huma propju qegħdin fuq hekk fuq il-healing ministry. Guardate il passaggio, il pastore Mela. accompagna questa sorella. Il-pastor ħalli din it-tfajla fejn hemm dawn il-ministri li ifejqu E insieme alla pastora, sua moglie si mettono in un angolo. u flimkien mal-mara tal-pastor għadu f'kantoniera Fermi lì. hemmhekk. Questa sorella Asċalqu. comincia a U manifestarsi, din it-tfajla bdiet timmanifesta cade in ginocchio davanti e si comincia a graffiare tutta la gola. waqgħet anke fuq arkub tiegħu u bdiet tigref anke onqa kollu. Io curiosa, U jiena li kont kurjuża da lì mi alzo e faccio così per minn vedere. fejn kont qomt u bdejt nittawwal ħanara x'qed jiġri. Questa sorella che suonava, U che cantava, din li kienet qed tkanta di l-oħt u li kienet qed għaddoq. mi vede e mi dice Nausicaa, se vuoi intervenire intervieni. Errore. Nawsika, jekk inti intervjeni, dak kien żball. Errore, perché lei ha detto questa frase, però io ho sbagliato ugualmente perché ero senza conoscenza. U jiena żbaljajt ukoll għax dak iż-żmien ma kellix konoxenza ta' dawn l-affarijiet. Għalfejn, Quindi io sono venuta avanti, għalhekk jiena mort quddiem, mentre questi pastori erano così e pregavano in lingue. waqt li dawn il-pastors kienu qegħdin kif għamlet hi u kienu qed jitkellmu in tongues. Io mi ricordo che sono arrivata e ho fatto lasciala nel nome di Gesù, ho detto solo questo. U niftakar li għattila ħallija f'isem Ġesu Kristu. E questa ragazza fa così, boom, e si ferma. U għamlet hekk kif qalet hi u waqfet. Io vado a casa, Jien immur id-dar durante la notte, u bil-lejl all'improvviso sento un dolore alla caviglia, come se due cani mi stavano mordendo. ħassejt u ġieħ kbir propju fin-ni biex niftemu fejn isu klib qegħdin jafsuni u jikluni. Spirito di vendetta. Kien spiritu ta' vendetta. Sono stata 20 giorni con le stampelle. U għamilt 20 jum hekk bil-krozzi.
E allora io mi sono mossa nel disordine perché appartenevo a un'altra chiesa. Mela, x'għamilt? Dak li għamilt jien kien out of order it-tajt, għaliex hija għamlet xi ħaġa li mhux suppost Sono kellha andata tagħmel. in un'altra chiesa. Għax marret fi knisja oħra li ma kienx tagħha. Ho superato i pastori di quella chiesa che erano fermi. Sal-knisja biex tagħmel xi ħaġi. Mi sono intromessa in una liberazione Intħalt fil-ħelsin mingħajr ma kelli nidħol e quello si è vendicato. u x'għamel ix-xitan. Mai Ivvendikani. fare queste cose, sempre nell'ordine. Ma taqbżu għax fil-knisja għandha l-order. Il Signore me l'ha insegnato sul campo. Ma cosa è successo? Sono stata invitata 7 anni fa dal pastore Nicola Di Biase Mela, 7 snin ilu il-pastor Nikola għalli biex niġi invitata e dopo aver dato la mia u wara testimonianza li tajt fil-knisja t-testimonjanza tiegħi. ha detto alle persone: se volete preghiera, dice, mi ha chiamato a me, ha chiamato un altro pastore, il suo amico. Għallhom lin-nies jekk tridu it-talb tistgħu tiġu u għajat il-nawsika u għajat il-ħabib ieħor tiegħu għat-talb. Mi ricordo c'era una fila e chiedeva preghiera. U niftakar kien hemm ringiela nies li ridu it-talb. Io ho cominciato a pregare e vedevo che la gente pum pum cadeva per terra. U jiena bdejt nara dawk in-nies kollha bdew jaqgħu wieħed wara l-ieħor. Io là mi veniva da ridere perché Ui. era la prima volta Jien hemmhekk kont ħanibda nifqa' nitħaq għax kienet l-ewwel darba e tiegħi. cercavo di nascondermi perché non capivo, questi cadevano a terra. Provajt nagħti ħalqi biex ma nurix li qed nitħaq. L'ultima, L-aħħar waħda. una signora è venuta e camminava così Sinjura kienet qed timxi b'dak il-mod, e mi dice: puoi pregare per mia figlia che non c'era e per me? imma qaltilha ara itlob għat-tifla tiegħi u anke għalija Io ho pregato senza imporre mani ma mingħajr ma alle poġġejt iddi spalle, fuqha ma batta minn spallità. e quando ho pregato per lei boom, è caduta U dietro. meta tlabta li għamlet hekk u waqgħet. Però in quel momento lo Spirito Santo mi ha detto: afferrala alle caviglie e prega in lingue. Imma l-Ispirtu Santu għalli biex imur immissila fej kienet muġuwa, fej kienet zoppa, u tibda titkellem bil-lingwi fuqa. Io mi sono abbassata e ho cominciato a pregare in lingue. U jiena hekk għamilt. E lei ha cominciato a fare il serpente U hi bdiet tiddimostra ruħha bħala e gridava serp. contro U Dio, contro Satana, di bdiet tutto twerża u diceva. tajja tu tajt affarijiet kontra Alla. Pastore Nicola se lo ricorderà. Il-pastor Nikola żgur jiftakar di. E io lì ho detto la stessa cosa dell'altra volta. U hemmhekk jiena għat l-istess ħaġa tad-darba ta' qabel. Ho detto lasciala nel nome di Meta Gesù. ħalliha fisem Ġesu. Lei si è girata e ha schiumato, quindi si è liberata. U hi daret u għalat letteralment u ġiet meħlusa. Ora, io sono andata in quella chiesa, cioè lui mi ha invitato Mela, u hemmhekk invitani con il permesso del pastore bil-permess tal-pastor che mi ha benedetto e inviato, il li mio birrikni pastore. u anka invitani. E mi ha detto: U għalli quando vai fai quello che il pastore ti chiede. li meta tmur il-knisja għamel dak li l-pastor jgħidlek. Quindi lui mi ha detto prega e io ho pregato. Għalhekk jekk il-pastor jgħidilha biex titlob, bdiet titlob. Però nel momento che ho visto questo io ho detto: oddio, e mo che succede? U jiena dak il-ħin xinġara hekk għat issa se jiġri. Con l'esperienza avuta, no? Minħabba l-esperjenza ta' qabel li kelli. In quel momento che pensavo questo si alzano moglie e marito, 2 pastori U f'dak il-ħin kien hemm żewġ pastors li qamu li Che erano kienu nella miż-żewġin, sala. li kienu qegħdin ġo sala. vengono e mi dicono: Nausicaa, Ġew ħedejja u qalu li nawsika, abbiamo sentito nel cuore ħassejna f'qalbna da parte dello Spirito minn Santo naħa tal-Ispirtu Santu che mentre tu stavi pregando per quella persona abbiamo interceduto per te. li waqt li inti kont qed titlob aħna konna qed ninterċedu għalik. E non mi è successo ma niente. ġrali xejn. Niente. Amen. Niente. Amen. Questo Dan mi ha insegnato che è allimni fondamentale muoversi nell'ordine. li huwa fundamentali li wieħed jimxi fl-ordni. Non dobbiamo fare le cose tanto così, perché chi è disordine è Satana. Għax min hu d-diżordni huwa x-xitan. Questo per dirvi che cosa? Che questo sono passati poi anni. 5 anni fa 5 snin ilu avevo nella settimana di Ferragosto
fi żmien ta' wissu għandhom il-Ferragosto una l-Italjani, missione, tutta una settimana intera għal ġimgħa sħiħa nella parte di Salerno, nel Salento e anche in Sicilia. in-naħa ta' dawn il-partijiet ta' Salerno, Salento u Għalija. All'improvviso di nuovo un dolore alla caviglia. Arġa bdejt inħoss l-istess ġieħ li kelli qabel. Il nemico, nel punto debole come tallone d'Achille, U l-għadu, ovvjament fil-punt deboli tiegħi mi kien voleva l-aqsa, fermare da quella missione. Rrid iwaqqafni minn dak ix-xogħol li kont qed nagħmel. Pregato, U tlabt, hanno pregato le sorelle che mi hanno invitato. talbu wkoll l-aħwa li invitawni Niente, non ce la facevo. u ma flaħx iżjed. Sono andato ugualmente, ho viaggiato col treno con la gamba che non potevo poggiarla. Mort xorta anka jekk kont qiegħda fil-train. Loro a Salerno sono arrivati- Flaħt inċaqlaqa. Loro a Salerno sono arrivati con la sedia a rotelle alla stazione U huma ġew għalija propju bil-wheelchair. e Stazzjon. ho fatto tutta la settimana da una parte a un'altra con la sedia a rotelle. U għattajt Le missioni, ho il-ġimgħa predicato. kollha fil-wheelchair, fis-siġġu tar-roti. Testimoniato, predicato, tutto con la sedia a rotelle. Għamilt kollox, anka tlabt u anka tajt il-predikaj, kollox fil-wheelchair. Ho chiamato l'assistenza anche in aeroporto e mi hanno portato con la sedia a rotelle per andare a Palermo. Tlabt l-assistenza anka fl-airport u ġabbuli wkoll wheelchair biex immur Palermo. Sono tornata poi a Roma, finita la missione, Mbagħad mort Ruma u ovvjament spiċċajt il-missjoni li kelli nagħmel. e sono guarita. U daqshekk, jiġifieri fiqt. Ora a Gravinia di Puglia, Illum ki? luglio a Gravinia, il 7 luglio, Gravinia u post. F'Lulju, io, allora c'è l'apostolo, il mio apostolo, che la domenica dice questa domanda, fa questa kien hemm domanda l-apostlu li għamel din id-domanda. e dice: chi di voi è disposto a fare ancora la volontà di Dio Oh, anche Alena. davanti la morte e le difficoltà? Min minkom irrid jagħmel il-volontà talla anka jekk jiffaċċa l-mewt u konsegwenzi simili. E io ho alzato la mano. U jien ollejt idejja. Poi lei ha guardato e l'ha rifatta la seconda volta questa domanda. U raġamela t-tieni darba di domanda. E io ho alzato due mani. U jien ollejt żewġ idejn. Quando ho alzato due mani ho sentito, ecco la prova. U meta ollejt żewġ idejn għatli l-nifsi hawnhekk ġejja l-prova tiegħi. Questo è stato domenica. Lunedì, oh, che dolore! Mamma, dan kien il-ħadd, imma la daraġa beda dak l-ġir. Questo dolore mi si è gonfiata. Unte fħit li C'ho la saqajja. foto, era tutto gonfio. Għandi ritratt. Un dolore, ci ho pregato, niente. U ġieħ kbir li tlabtu għal xejn. Ci ho pregato, niente il giorno dopo. U ġieħ u tlabtu għal xejn. Ci ho pregato il giorno dopo, niente. Għala ġajt għamilt l-istess, ġajt tlabtu għal xejn. Le sorelle cominciano a dire: Nausicaa, tu lo so, lo sappiamo, sono 10 anni che non prendi farmaci. U huma kienu jafu li inkonti li 10 snin ma nieħu xi pilloli. Però jew tu xi dici ħaġa. domenica, fra 3 giorni, c'è la missione in Puglia. Imma kienu jafu li il-ħadd ta' wara kien hemm mission fil-Pulja. Prendi qualcosa, vatti a fare una risonanza magnetica o xi ħaġa qualcosa. ma tistax tibqa' sejrek. Una figlia spirituale che ho, che è una suora, Tifla spirituali li kienet oħt, mi ha fatto chiamare dal suo ortopedico. ċemplet li kienet naħseb sister kattolika, era suora? E lo- Suora, sì, suora, sì, non è suora di clausura, mi chiama mamma. Tal-clausura Sì. kienet. E questo ortopedico dice: no, guarda, ċemplet li l-tabib ortopediku devi prendere Brufen, u għalla li tittieħu daw brufen. 600, quello tosto, Li huma qawwijin ta' 600. 2 al giorno. Nej kuljum. Io, ma come? U Non jiena- prendo farmaci, io sempre per Fili ma fede. nieħu pilloli u affarijiet dejjem nimxi bil-fidi rrid noħodhom dawn. Però ho detto: ok, mi piego a questa cosa perché devo andare in missione. E U c'è, għat, ok, ħajkolli noħodhom minħabba li rrid immur. e c'è tanta gente che ha prenotato e sta lì. nies li ġejjin biex ovvjament. Ho detto: io che non prendo farmaci, funziona al primo. U jiena dejjem kontat jiena li ma neħux il-mediċina mill-ewwel infiq. 3 giorni, 2 al giorno non mi ha fatto niente. Imma ħadtom dal-pilloli għal jumej għal Completamente tlettim u nulla. xej għal xejn, isni ma ħadd xejn. Io dovevo partire sabato mattina con la macchina, mi dovevano prendere e farmi 5 ore di macchina. Kelli mmur is-sibt filgħodu u kelli 5 sigħat traveling. Venerdì io mi sveglio
e io non ho dormito per tutte le notti, U jiena ma rqatx il-lili sħaħ u l-erba' non mi poteva neanche sfiorare il lenzuolo per il dolore che avevo. qabel l-erba' kellu ġieħtan kbir il-laqqas biss tajt nagħti lili nnifsi bliżar. Ho preso per scendere dal letto, così ho fatto, ho spostato la Qatt fuq gamba is-sodda mikxufa. e ho detto, Signore, ma io domani come faccio a U għatlu, partire? mulej, kif se nagħmel biex nitlaq għada? Ho detto, io vorrei andare, ma così come faccio? Dico, 5 ore di macchina. Rrit għandi 5 sigħat fil-karozza. Lo Spirito Santo mi dà 3 visioni. U l-Ispiritu Santu tani 3 viżjoni. Uno Ezechiele 47, Wieħed Ezekiel 48. quando anzi, parla 47. dei 3 livelli di unzione, Meta jitkellem dell'acqua. fuq 3 livelli ta' unzjoni tal-ilma. Quando sei immerso fa tutto lo Spirito U Santo. meta inti tkun letteralment marqa fl-ilma hemmhekk l-Ispiritu Santu jkun jista' jaħdem. E già mi avvisa. U 2, avżani. mi fa It-tieni. vedere l'Apostolo Paolo, Urini l-Apostlu Pawlu sanguinante, meta kien qiegħed bid-dem lapidato, distrutto, għaliex kien imkisser minħabba li che kienu si msawtuh. rialzava Li hu kien e iqum convertiva 5.000 u kien persone, ikompli konverti segni, miracoli e 500, prodigi. 600 persuna. E terza visione mi U ha, tielet viżjoni. mi ha fatto rivedere il mio apostolo che diceva, chi è disposto a fare la Raġa volontà di fakkarni f'dak li Dio? l-apostlu tiegħi tal-Knisja saqsa minu dispost biex jagħmel ix-xogħol tal-mulej anke jekk jiffaċċja l-mewt. Allora ho detto, Signore, ho capito perché non guarisco. Allura tlu sapete nifhem mulej perché? għaliex jien għadni minix infejqa. Perché il Signore, Għax il-mulej giustamente, mod ġust ha voluto farmi andare in questa missione ridni mmur għal din il-mission con la debolezza umana, bid-djufija tiegħi umana perché lì mi stavano idolatrando troppo. għaliex jiena kont kważi qiegħda wisq f'idolatrija mingħajr ma naf. Mi scrive lì, soprattutto anche nelle Puglie, loro sono molto abituati con statue, santi, cose, madonne, a idolatrare. ta' statwi u madonni. Quindi mi seguivano per i social U kienu jsegwuni fis-social media e dawn mi in-nies. vedevano come una guaritrice, una santona, insomma. Ovvjament kien hemm min ikun devot għal dik il-qaddisa, eċetera. Giustamente il Signore non ha voluto permettere questo, ha voluto far vedere sono io. U l-mulej rrit illi jurihom lil Questo è dawn importante. in-nies li jien it-triq għax dak huwa importanti. Allora quando mi ha Ġesu parlato huwa lo Spirito triq. Santo dico, hai ragione. Għalhekk l-Ispirtu Santu Alla għandek raġun. Vado, parto anche col dolore e con il piede gonfio. Alla mur hemmhekk ħalli tgħidilhom anke b'saqajk minn fuqha kif inhi. Sono arrivata lì alla sala, c'erano più di 150 U persone. wasalt hemmhekk quddiem dik is-sala kien hemm ħafna iktar minn 500 ruħ. Erano 4 evangelici, il resto tutti cattolici, Kien hemm ftit evanġeliġi, l-kumplament kienu kollha kattoliċi, che ovviamente volevano il miracolo. li ovvjament importanti għalihom li jaraw il-miraklu. Io arrivo così, Jiena wasalt hekk kif qed timxi. Kulħadd kien ċassat. tutti preoccupati, mi Kienu guardavano, inkwetati għalija. come per dire, ma come tu guarisci, come mai? Io ho detto, lo so che state pensando voi. U għalu, kif jiġifieri inti hekk? U għattilhom naf intom x'intom taħsbu. E ho detto, perché non sono io, Għax è għattilhom Cristo, è lo Spirito Santo, non dovete idolatrare me. Ma tistawx tħarsu lejja bħala l-idolatrija tagħkom. State tranquilli che fa tutto lo Spirito Santo. Oqdu tranquilli u taraw kif l-Ispiritu Santu jagħmel kollox. Ho predicato seduta. U taf kif pritkajt bil-qeda. Ci sono i video, eh? Guarda Mentre i io videos. predico seduta, U waqt li jiena kont qed nippritka bil-qeda, una signora là kien hemm sinjura b'dittajja tek. e cade a terra. U waqt mal-art. Un'altra si è manifestata in un altro punto, è caduta a terra e ha urlato. Kien hemm moħra l-istess b'ditwerżaq u tajjat u waqt Avevo mal-art. davanti una signora scivolata Che boom, ne- con gli occhi chiusi perché si era Kien hemm moħra manifestata. faċċata tiegħi żelqet bajnejha magħluqa. E io facevo wow, U jiena Spirito bdejt ngħid, Santo, wow, Spiritu Santo, x'inti Spirito tagħmel? Santo, wow. Grazie, No, wow, proprio Spirito si stava Santo. muovendo e lì c'è stato il miracolo della gamba, quella che si è allungata in meno di 60 secondi. U rajt il-miraklu tas-saqaj li propju twalet fi ftit sekondi.
Voi andate a vedere il video su Tistgħu taraw TikTok, il-video fuq TikTok, sulla mia pagina, anche su fuq il-page Facebook. tagħha u anke fuq Facebook. Anzi, su TikTok è il primo messo in alto. Fuq TikTok huwa l-ewwel wieħed dan li qed ngħidilkom. Sapete, meno di un Da fuq. minuto. Inqas minn minuta. Io stavo con la fascia enorme. Għax tani Ha il-rigal guarito lei, mamma. qawwi. Lei mi dice, questa donna cattolica mi dice, io ho la gamba più corta di 5 centimetri da 49 anni. Fejjaq lil din mara kattolika li kellha saqajja waħda iqsar mill-oħra. Sì, e portava il plantare. U ovvjament kellha il-paraliżi dak li saqajja u dak il-żarbun bil-paraliżi. Io gli dico, siediti, e mi dà le gambe. U jiena għattila poġġi u jitatni saqajja. Ma adesso non abbiamo tempo, se no era buono farlo vedere. Ma le ginocchia erano uguali? Imma kella hawnhekk il-kuppita l-istess. Ma la daqs. gamba era più corta. Imma minn taħt il-kuppita waħda kienet iqsar mill-oħra. Io prendo solamente le gambe, le poggio sulle mie U mani. jiena sempliċement poġġejt idejja fuqha hekk Guardo un neo che era qui vicino all'orlo u rajt qisu nervitur li kien hemmhekk fi għada kif e uridkom. questo neo si U allontana beda dall'orlo. jiġġebbet. Ma in meno di 60 secondi, Inqas minn tutte e due 60 pare. sekonda dejt nara li saqajja twalet u C'è il ġiet video? bħall-oħra. Hemm il-video. E io stavo lì entusiasta. U jien kont Oddio, daqshekk gloria a Dio, entużjasta biex gloria a Dio. naraw nieħu Ma- pjaċir. Cioè, vi rendete conto, in meno di un minuto Immaġinaw li finqas minn minuta si è allungato l'osso, mela twalet is-saqaj. si sono allungati i Twalet muscoli, anzi il-għadam. Si sono allungati i tendini. U anka tendons. le vene, U l-vini. la pelle, Kollox, in meno di un il-ġilda. minuto. Finqas minn 60 sekonda. Dio veramente dice è ricompensatore Vera, proprio Alla di wadaki coloro che lo ricompensa. cercano. Cioè, io stavo così e U a jiena quella gli si è kont allungata la gamba. U jiena kol fit. Insomma, sono tornata il lunedì Mbagħad it-tnejn ta' wara. e il piede è ancora gonfio. Dak il-ħin kienet għadha ma fiqitx. Torno Mara lunedì l-oħra fiqet. pomeriggio a Roma. Imma mbagħad it-tnejn raġgħet irritornat Ruma Lunedì sera guarita u totalmente. t-tnejn Io. fil-għaxija kienet infejqa. Cioè era proprio apposta. Kienet vera eżatta apposta isa. Allora, visto che Dabt fuq misfel, fetturikom. cancellando la memoria del trauma iniziale a 12 anni, Ikkanċellajt il-memorja ta' trauma li kella meta kella 12 che non sena. l'avevo mai fatto. Quindi ho detto da adesso in poi io What? dichiaro per il sangue di Cristo Min issa cancellata l-qoddim, la memoria permezz tad-dem ta' cellulare Kristu jiena nikkanċella l-memorja minn moħħi che dal trauma di quando avevo 12 ta' anni, trauma insomma. ta' meta kelli 12 E sena. adesso U issa nista' naqbes gloria a Dio. u nagħtu glorja għal Questo mulej. per dirvi che cosa e chiudo. Ħanajdilkom di nagħlaq. Che non dobbiamo perderci subito e dire boh, incavolarci, arrabbiarci con Dio o con chi ti ha pregato o quello che sia perché risenti il dolore. Biex ma nirrabjawx mill-ewwel jekk nibqgħu nħossulu ġieħu ngħidu torta minn telaq fuq ihom kellha tort tal-laħa għaliex ma fejjaqnix. Primo, dobbiamo andare a vedere anche perché si è riformato, quindi magari, ecco, vedete, a me c'era una memoria cellulare dal trauma che avevo avuto. Wieħed irid jara għalfejn il-bniedem ma fiqx mill-ewwel għax jista' jkun il-ġisem ikun qed jirreġistra li kellu trauma ġo moħħu u dik tagħmel differenza. A volte si può ripresentare un doloretto, ma sta alla nostra fede, perché la guarigione è già avvenuta nell'eternità, ce l'abbiamo di diritto, non diamo spazio al diavolo. Għalhekk hawnhekk qed ngħidu li anke jekk ma narawx mill-ewwel il-fejqan aħna għandna dritt li nitolbu għal fejqan bil-fidi u nkunu nafu minn qabel li dik diġà seħħet u saret. E non diamo spazio al sintomo. U ma nagħtux spazju għas-sintomu. Rifiutiamo e dichiarati sempre la guarigione. Nirrifjutaw dak li qed inħossu dejjem niddikjaraw li aħna nfejqa. Il doloretto può avvenire, non lo badare. Anke jekk l-ġieħ jista' jiġi imma tagħtix każ u njoraħ. E allora lì il diavolo non può U agganciarsi allura più. jekk tagħmel hekk ix-xita ma jistax jaqbad miegħek. Abbiamo l'esempio con la Bibbia di veramente
l'Apostolo Paolo, in primis, Eżempju anka fil-Bibja meta l-Apostlu Pawlu è stato il più massacrato, kien lapidato l-iktar di wieħed tutto e li di ġie più, msawwat u abbużat fiżikament minn ma si alzava a ma kien piedi, bil-wif. non aveva mica la macchina, a Ma kellux piedi il-karozza dak iż-żmien kien a jimxi evangelizzare. u jarġa' jimxi biex jevangelizza. Questa è la fede, questo Dini al è fede, quello che fede. vuole il Signore, che non Dini guardiamo le dak circostanze. Li jrid il-mulej li ma nħarsux lejn ċirkostanzi. Il giusto vive per Għaliex fede il-kelma e tajla non per quello ġust che jimxi vede. bil-fidi u mhux b'dak li jara. Amen. Amen. E concludiamo proprio con la U fede che è il titolo Ejja della... nikkonkludu propju bil-fidi Amen. illi hija il-tema tal-konferenza. Ok? Gloria a Dio. Allora, ora, la domanda è, veloce Domanda veloce. hi, malaj malaj. Come state messi nella salute? Kif intom fis-saħħa tagħkom? Bene? Tajbin? Tutto a posto? Kulħadd tajjeb? Oh, che meraviglia, una chiesa tutta sana. Kulħadd Oh, hawnhekk? wow. Wow, b'saħħtu hekk m'għandkom bżonn l-ebda healing xejn. Che ci avete? Dite, dite. Għandkom xi ħaġa għajdu, min għandu xi ħaġa, jolli idejh, għajdinna waħda. Un po' d'acqua, volevo, Tnejn. c'è acqua. Sì, abbiamo due che hanno qualcosa. Ok, cosa c'hai? X'għandkom? Vede come un po' d'acqua così che gira sull'occhio. Come un moschino. Acqua, un po' goccia Ah, di acqua? acqua che gira sull'occhio. Anche la retina che... Vieni avanti. Mettiamo na 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 na. La retina è rotta. Na 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 na. Ce l'abbiamo? Holy. Non so le parole in inglese. Holy. Guarda che brave. Holy forever. Alleluia, Signore, tutto per Għamilha te. l-aħwa. Tutto per te, Ħajamilha. Spirito Santo. Għalik mulej Ġesu, Padre għalik Santo, Spiritu alleluia. Santo. Alleluia, Sì, alleluia. Kuribia mama Sì. mashite kera mayasea. Unda rabakandu riasongo rebeashia. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Signore. Grazie Signore. Oh alleluia. 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 Lilek Grazie il-gloria. perché tu hai compiuto ogni Grazie li cosa. kollox għamilt fuq is-salib mulej Ġesu. Grazie per la guarigione che ci hai vinto. Fejqan mulej. Grazie per la liberazione e la salvezza. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo, io spezzo in questo momento Issa din minuta jena nkisser e f'isem per Ġesu Kristu, sempre għal dejjem per il potere del sangue di permezz Cristo tal-qawwa tad-dem ta' Kristu. ogni maledizione generazionale Kull sulla tua saħta ta' vita. ġenerazzjoni fuq il-ħajja tiegħek. Non è solo per lei, per chiunque. Mhux għalik biss, imma rċievu kollha likom kollha. Ogni maledizione Kull saħta ta' generazionale ġenerazzjoni. dalla decima, Mill-10 Dalla ġenerazzjoni, nona, id-9 dall'ottava, ġenerazzjoni, it-8 dalla ġenerazzjoni, settima, dalla sesta, is-seba waħda, s-sitt dalla quinta, ġenerazzjoni, il-ħames dalla ġenerazzjoni, quarta, ir-raba dalla ġenerazzjoni, terza, dalla it-tielet seconda ġenerazzjoni, e dalla prima it-tieni generazione u l-ewwel ġenerazzjoni, per i problemi agli occhi, dawk il-problemi tal-għajnejn, infermità, l-infermità u malattie. u l-mart, malattie, kollha nkissruhom malattie demoniache, Mart li għandhom xjaqsmu mad-demonju. Fisem Ġesu Kristu stregoneria generazionale. Anka witchcraft li għandu xjaqsam mal-ġenerazzjoni. Nel nome di Gesù Cristo. Fisem Ġesu Kristu. Perché tante volte non è colpa nostra, Għax kultant mhux tortana li konna ma li ci konna. portiamo un'eredità Imma minħabba l-eredità li konna ta' madwarna. dai predecessori. Min ta' qabilna. Nel nome di Gesù Cristo, Fisem Ġesu Kristu. io dichiaro sui tuoi occhi Jina niddikjara fuq la għajnej. potenza del sangue di Cristo. Il-qawwa tad-dem ta' Kristu. La potenza del sangue di Cristo. Il-qawwa tad-dem ta' Kristu. Che questo liquido Li dan il-likwidu. si riassorba ora Issa stess per jiġi il potere del assorbat sangue di Cristo. permezz tal-qawwa Per il tad-dem potere ta' del sangue di Cristo. Permezz tal-qawwa Apostolo- tad-dem ta' Kristu. Apostolo, Scicchi alla gli puoi mettere il dito, le tue dita sugli occhi? Sì. Le tue Dobbiamo dita sugli chiudere occhi? YouTube. Eh? Dobbiamo chiudere il YouTube, sta dicendo. Vi salutiamo
Lo so Ejjew, che questo è il momento che ricevete Amen. guarigione nel nome di Gesù Cristo. Għawna nsellmulkom. Metti la mano su dove ti fa male. Għaxa hawnhekk hawn ħafna healings fi sem Ġesu Metti la mano Kristu. dove ti fa Min irid male. fejqan jista' jiġi hawnhekk River of Love il-lejla għandna konferenza fil-5 u fis-7 u anka għada is-sibt normali fis-7 ta' flaxija u għandna fil-ħodu wkoll. Min irid il-fejqan jistgħu jiġu hawnhekk għax il-preżenza talla tfejjaq fisem Ġesu Kristu. Ciao ciao. Stavo a pregare per loro. Continuiamo. Ok. Li hai messo? No, scusa.